Con l'ordinanza numero 328 il Tribunale di Belluno ha rigettato nuovamente l'istanza presentata da 8 operatori sociosanitari non vaccinati dipendenti della Sersa di Belluno e di Sedico Servizi che contestavano la decisione del giudice del lavoro dello scorso 19 marzo rispetto alla loro richiesta di dichiarare il diritto di scegliere se vaccinarsi o meno, senza che ciò comportasse il loro collocamento in permessi o ferie forzate o la loro sospensione dal lavoro. Per gli 8 operatori, erano 10 in prima istanza, assistiti dall'avvocato Andrea Colle del Foro di Belluno, una seconda sconfitta. Il Tribunale si limita invece a rilevare l'inammissibilità del reclamo, ritenendo la questione superata dalle previsioni del già citato decreto legge 44, che prevede per l'appunto l'obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid per il personale di interesse sanitario. Il collegio giudicante non è tornato sull'articolo 2087 del Codice Civile a cui aveva dato rilievo il giudice del lavoro, che prevede l'obbligo in capo all'imprenditore di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, né sull'articolo 32 della Costituzione, poiché ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale invocata dai ricorrenti. Il Tribunale dichiara prevalente sulla libertà di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto bisognosi di cure, e più in generale il diritto alla salute della collettività nell'ambito della perdurante emergenza sanitaria. Ad oggi sono 62 i lavoratori non immunizzati della sanità bellunese, di questi 52 dipendenti di ULSS Dolomiti. Tutti hanno depositato tramite l'avvocato Andrea Colle istanza di ricorso per le medesime ragioni proposte dagli operatori sociosanitari, che il Tribunale ha anche condannato al pagamento delle spese legali. La causa dei 62 lavoratori non vaccinati sarà discussa il prossimo 25 maggio. L'ULSS Dolomiti si è costituita in giudizio tramite l'avvocato Maria Luisa Miazzi di Padova. Nel frattempo, al Senato è attesa la conversione in legge del decreto del 1° aprile scorso che introduce l'obbligo vaccinale per i lavoratori del comparto sanitario.